Buongiorno a tutti, attendiamo qualche minuto che si collegano tutti gli iscritti. Aspettiamo fino alle 11:05 e poi iniziamo. Direi di iniziare, semmai gli altri arriveranno con qualche minuto di ritardo. Buongiorno a tutti, sono Maristella Bolgan, Regione del Veneto. Siamo qui all'evento organizzato dall'Agenda Digitale del Veneto e ANCI Veneto, con l'obiettivo di dare una risposta alle richieste del territorio e condividere le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi del PNRR. La Rete Veneta per la trasformazione digitale e il team territoriale dell'area nord-est del Dipartimento per la trasformazione digitale incontrano i comuni territorialmente nelle varie province. Oggi siamo a Belluno e lo scopo è conoscere lo stato di attuazione delle misure e definire insieme i prossimi passi. Oggi interverranno l'assessore ai servizi informatici del Comune di Belluno, Roberto Olivotto. Poi ci sarà un intervento di Antonino Mola della direzione Siti Agenda Digitale, che illustrerà quello che è il supporto regionale per l'attuazione dei bandi del PNRR e lo stato di attuazione delle misure per l'adeguamento dei prodotti regionali. Successivamente interverrà Mauro Barattin, referente provinciale degli RTD, responsabile della transizione digitale per la provincia di Belluno, e Giorgio Balzan, referente SAD della provincia di Belluno, del soggetto aggregatore per il digitale come provincia di Belluno. Infine ci saranno gli interventi dei colleghi del Dipartimento che illustreranno lo stato di attuazione degli avvisi PNRR per la digitalizzazione della PA nella provincia di Belluno. Interverrà Marco Malandrino, account manager area nord-est del Dipartimento per la trasformazione digitale, e non so se anche Stefano Venturino, sempre del Dipartimento per la trasformazione digitale. Quindi darei la parola all'assessore Olivotto per i saluti istituzionali. Allora, grazie e benvenuti a Belluno, sia alle persone che sono arrivate qui in presenza, e anche a coloro che ci stanno seguendo da distanza. Io vi porto anche i saluti del sindaco, che oggi era occupato a Cortina con delle attività inerenti alle Olimpiadi e per cui non ha potuto essere presente. Ringrazio la Regione, l'ANCI, il Dipartimento per la trasformazione digitale e tutti gli intervenuti, e credo che sia molto importante essere a questi tavoli perché noi sappiamo che ci sta aspettando un cambiamento epocale, una sfida, anche uno stress test se vogliamo per le pubbliche amministrazioni, perché la trasformazione digitale non significa solamente dotare gli enti di nuovi strumenti digitali, ma significa proprio un cambiamento di cultura. Non è solo portare a compimento a quelle che sono le indicazioni del CAD, a dare attuazione al CAD, ma è anche proprio cambiare strategie. E questo tenendo sempre come faro quello che deve essere il nostro scopo, vale a dire migliorare i servizi per i cittadini e per le imprese, però attenzione, non dobbiamo neanche dimenticare, non dobbiamo far scivolare in secondo piano anche le difficoltà degli operatori, l'impegno degli operatori,
soprattutto in un periodo come questo di difficoltà per gli enti pubblici che sono, e per i comuni in particolare, che sono sotto organico con il personale, anche per i limiti assunzionali, e si trovano di fronte anche a queste sfide del PNRR che li mette veramente sotto stress. Per questo è importante, a mio avviso, avere questi tavoli per mettere a fattor comune le esperienze anche di tutti, per elevarle a potenza, per vedere quelle che sono le possibilità anche in considerazione dei limiti anche che si pongono davanti a noi. Quindi grazie davvero, io penso che sia importante a questo punto entrare subito nel vivo e quindi lascio subito la parola ai relatori. Grazie Assessore. Prima di iniziare con l'esposizione da parte di Antonino Mola, volevo ricordare ai partecipanti che sono collegati da remoto di utilizzare la sezione domande e risposte se hanno delle domande da porre, mentre la chat è riservata a eventuali problemi di collegamento tecnico. Ok, lascio la parola quindi ad Antonino Mola. Grazie Maristella, mi sentite? Mi sentite? Ti sentiamo, ti sentiamo. Grazie. Grazie Maristella, grazie al Comune di Belluno per l'ospitalità e naturalmente anche i colleghi del Dipartimento che ci accompagnano in questi percorsi. Devo dire che sono d'accordo con l'assessore Olivotto che quanto questo percorso che stiamo facendo tutti noi è più che altro un cambio di cultura rispetto a quello che è il sistema dei servizi al cittadino, cambio di cultura che naturalmente include la questione digitale ma non risolve con le tecnologie la possibilità di un comune, del sistema della pubblica amministrazione del Veneto di cambiare cultura e di utilizzare gli strumenti del digitale per erogare dei servizi. È importantissimo, come sottolineava l'assessore, che sicuramente il Veneto faccia sistema e si possano condividere come stiamo facendo oggi e devo dire non solo oggi perché il percorso insomma con il quale siamo impegnati e nel quale siamo impegnati ormai è un percorso pluriennale e forse il Veneto più di altre regioni in Italia mette a disposizione questo modello di governance della trasformazione digitale multi-stakeholder. Siamo tutti impegnati come direzione ICT, agenda digitale sul portale territorio su varie azioni come voi ben sapete. Magari mi aiuto con delle slide e se mi dite se le vedete per cortesia, Maristella, colleghi. Sì, si vedono. Grazie. Allora, qual è lo stato di attuazione delle misure del PNRR e qual è il supporto della Regione Veneto che assieme a il sistema, la rete di innovazione che noi in qualche modo abbiamo inteso mettere a disposizione del nostro territorio, rete che tra l'altro si è completata oltre che del sostegno dei soggetti aggregatori per il digitale. Oggi c'è qui la rappresentanza di Giorgio Ballan che ringrazio lui per tutti i colleghi del SAD per il contributo che ci ha dato. Non abbiamo solo il SAD, abbiamo le autorità urbane. Quest'anno anche l'area del Bellunese farà parte delle autorità urbane, quindi sarà inclusa in un percorso di sviluppo del digitale, ma non solo. E poi naturalmente la rete degli RTD
che ci dà la possibilità con questi 3 strumenti, rete di RTD, SADE e autorità urbane, e ringrazio anche Mauro Barattin per la collaborazione che anche in questo caso ci dà ormai da diversi anni come rappresentate sia degli RTD ma anche delle autorità urbane. Ecco, questi 3 strumenti che ci siamo dati sono stati completati da qualche settimana dalla consulta dell'innovazione che è stata costituita dal nostro assessore Francesco Calzavara assieme a tutti gli assessori dei comuni capoluogo e delle province. Quindi abbiamo un sistema di supporto al territorio che riguarda sia l'ambito politico sia l'ambito operativo e che ci consente oggi di poter avere uno sviluppo del digitale basato su una reale partecipazione e collaborazione con tutti gli enti del nostro territorio. Il momento è particolarmente delicato perché oggi siamo alla fine della fase della precedente programmazione, quindi il POR-FESR 14-20. Io ricordo che nella precedente programmazione noi abbiamo incluso con il bando Agire e con il bando sullo sviluppo urbano sostenibile, le azioni MyCity e MyData, oltre 250 comuni del Veneto, e in queste settimane si stanno concludendo le attività e andremo in produzione con tutta una serie nuova di servizi che ci daranno la possibilità di migliorare la nostra capacità di erogare i servizi digitali ai cittadini del Veneto. Ma mentre siamo alla conclusione della vicenda della precedente programmazione, siamo anche nel pieno del PNRR e quindi stiamo affrontando una sfida veramente epocale, perché oggi più o meno nel Veneto ci sono 100-120 milioni di investimento sul digitale che il sistema della PA è chiamata a mettere a terra nei prossimi anni ed è veramente uno sforzo epocale. Perché? Perché, lo ricordava l'assessora, le amministrazioni soffrono anche di una serie di carenze in termini di organico, in termini di competenze. Naturalmente questa sfida agisce su possibilità, occasioni di sviluppo veramente molto importanti, però anche su un tessuto che qualche elemento di sofferenza lo propone. Ma non abbiamo solo la conclusione della precedente programmazione, non siamo solo in costanza del PNRR, ma stiamo anche affrontando la nuova programmazione PRFESR 21-27. Voi sapete che nella nuova programmazione le autorità urbane sono passate da 5, così come erano prima nella precedente programmazione, e circa 28 comuni. Oggi abbiamo 11 autorità urbane e circa 120 comuni, e anche in questa occasione i comuni, come nella precedente, saranno finanziati per utilizzare le piattaforme abilitanti regionali, MyD, MyPortal, MyPay e quant'altro. Quindi abbiamo una sfida notevole e naturalmente sfida che propone anche qualche rischio. Uno dei principali rischi che noi vediamo, ad esempio, è quello del doppio finanziamento. Avendo investito i nostri comuni sui prodotti regionali, MyPortal, MyPay, MyD, e stiamo parlando di, attualmente ad esempio su MyPortal, e veniamo all'azione 141, stiamo parlando di un investimento che i comuni fin qui hanno fatto con vari bandi
di circa, attualmente su MyPortal ci sono 270 comuni, ma abbiamo finanziato per altri 250 comuni con i bandi precedenti. Naturalmente non tutti i 250 comuni nuovi avevano in precedenza MyPortal, però ecco, stiamo parlando quindi di un numero di comuni che hanno ricevuto finanziamenti regionali molto importante, e il rischio a cui dobbiamo fare tutti attenzione è che sul bando 141, ad esempio, non vi siano dei servizi che sono stati già finanziati con precedenti iniziative regionali, perché questo potrebbe comportare la mancata asseverazione del bando 141 e quindi la perdita dei finanziamenti. Quindi il messaggio forte che volevo darvi sulla 141, ma poi sarà un messaggio che vale anche per le altre misure del PNRR, attenzione al doppio finanziamento, quindi attenzione a non aver già finanziato qualche servizio che avete già avuto in precedenza come finanziamento su altri bandi, perché questo potrebbe essere un problema. Certamente se evolvete quello che avete già avuto, se evolvete un servizio che è già stato realizzato con un precedente finanziamento, qui non siamo nel campo del doppio finanziamento, ma è lecito che con un ulteriore finanziamento si evolva il servizio precedente. Dobbiamo fare anche molta attenzione su questo bando al tema su questo bando in genere, insomma, sui finanziamenti che abbiamo ricevuto, al fatto che, ad esempio, sulla precedente programmazione 14-20 ci siamo impegnati a mantenere i servizi attivi per 5 anni. Quindi un altro fattore di rischio che, per non perdere in questo caso i finanziamenti che abbiamo ricevuto con la 14-20, stiamo attenti a non aver ricevuto dei finanziamenti per un servizio che dobbiamo tenere attivo per 5 anni e poi magari lo spegniamo e facciamo altro o investiamo su altre infrastrutture. Ancora, come ulteriore rischio, facciamo attenzione ai fondi che prenderemo con la nuova programmazione. Quindi anche in quel caso verranno finanziate attività che evolvono le piattaforme regionali. In questa logica in cui la Regione Veneto sta cercando di proporre una piattaforma unica per tutti i comuni, in maniera tale che successivi investimenti che facciamo, non solo con i finanziamenti regionali, ma anche con i finanziamenti che provengono dai comuni, sulle nostre piattaforme abbiamo avuto una serie di comuni che hanno deciso di finanziare con loro risorse nuovi servizi. Con quale poi caratteristica fondamentale? Che se un comune fa un nuovo servizio su MyPortal, lo mette a disposizione di tutti i 563 comuni del nostro territorio e soprattutto lo fa mettendo a disposizione a costi zero o quasi questi servizi, perché i servizi sono erogati dalla pubblica amministrazione, dalla Regione del Veneto, in un'ottica collaborativa con tutti gli enti. Dobbiamo fare molta attenzione sul PNRR perché questi 120 milioni di euro che sono presenti sul territorio attualmente fra le varie misure si trasformeranno, se non stiamo attenti e non abbiamo una strategia anche da questo punto di vista, si rischiano di trasformarsi nel 10-20% di costi ricorrenti, perché una volta che ci viene dato il finanziamento, poi ci tocca
naturalmente pagare i canoni annuali, magari i primi anni no, ma sicuramente prima o poi avremo un problema in termini anche di sostentamento delle infrastrutture. Da questo punto di vista, le piattaforme abilitanti regionali che godono di questa caratteristica di essere piattaforme messe a disposizione della Regione Veneto per tutti i comuni rappresentano, secondo noi, un'occasione non solo di sviluppare la trasformazione digitale in maniera collaborativa, ma anche una questione che riguarda le economie di scala che possono derivare da investire risorse non su 20 piattaforme diverse, ma su un'unica piattaforma che venga messa a disposizione di tutti i cittadini del Veneto. Tra l'altro, per parlare della 141, per tornare alla 141, il sito della Regione Veneto o qualsiasi altro sito del mercato, proprio per l'introduzione che è stata fatta dal Dipartimento delle linee guida dei siti web della pubblica amministrazione, i siti saranno uguali. Quindi non è che cambia da un sito che mette a disposizione la Regione Veneto piuttosto che il mercato. Sostanzialmente tutti devono seguire gli stessi standard. Naturalmente possono esserci più o meno integrazioni, ma se il problema fossero le integrazioni, provate a pensare che cosa potremmo fare se investissimo un po' tutti assieme le risorse del PNRR nell'integrare i sistemi di terze parti. Per quanto riguarda quindi l'141, Regione Veneto mette a disposizione sia la parte di cittadino informato sia la parte di cittadino attivo. Quindi noi già oggi abbiamo in collaudo i primi siti adeguati i primi siti di test adeguati alle versioni cittadino informato, e quindi quella che noi chiamiamo la 3.1. Le amministrazioni che volessero provare a vedere qual è il risultato della nuova evoluzione di MyPortal possono farci una richiesta. Naturalmente, se ci indicano anche un'azienda con la quale hanno contrattualizzato o volessero contrattualizzare le attività per le migrazioni, che ricordo Regione Veneto mette a disposizione gratuitamente, ma la migrazione dei contenuti richiederà comunque di verificare, di fare dei test, eventualmente di aggiungere o comunque integrare informazioni, e naturalmente poi ci sono tutte le altre attività legate alla gestione di un sito, le integrazioni, eventualmente nuovi sviluppi, per cui Regione Veneto è già pronta e vi mette a disposizione la versione 3.1 del cittadino informato, così come insomma hanno chiamato nell'avviso uno dei due requisiti a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. Quindi Regione Veneto mette già a disposizione attualmente la modalità cittadino informato. A settembre cominceremo le migrazioni. Naturalmente non solo il requisito cittadino informato, ma anche cittadino attivo, e a breve pubblicheremo anche i 12 servizi che Regione Veneto mette a disposizione. Però vi anticipo che alcune amministrazioni del Veneto si stanno mettendo d'accordo assieme a Regione Veneto per aumentare quei 12 servizi, perché naturalmente intervenendo tutti su un'unica infrastruttura, un comune fa un servizio in più, un altro comune fa un altro servizio in più, e naturalmente da 12 passiamo a 14, 20, quello che saranno alla fine, di servizi messi a disposizione gratuitamente di tutti i comuni del Veneto. Quindi siamo già pronti. Attualmente abbiamo circa 270 amministrazioni sul sistema MyPortal.
una preghiera che rivolgiamo a tutti i comuni e quindi anche a quelli del bellunese. Noi attualmente abbiamo solo 40 di 270 comuni che ci hanno chiesto ufficialmente di passare dalla versione 3.0 alla versione 3.1. Di molti altri comuni noi non abbiamo delle informazioni certe, nonostante facciamo questi webinar, e abbiamo deciso quindi anche di farli provincialmente. Noi non sappiamo esattamente cosa vogliono fare queste amministrazioni. L'invito è: attenzione, che più passa il tempo, più si avvicinano le scadenze, e naturalmente non possiamo incorrere nel vincolo di arrivare tutti all'ultimo momento, perché naturalmente anche la Regione Veneto ha risorse finite, e di fronte a un numero importante di comuni che si richiedessero l'adeguamento all'ultimo minuto, naturalmente la Regione Veneto potrebbe incorrere in seri problemi per poter rispondere. Oltre alla misura 141, voi sapete, abbiamo messo a disposizione le nostre infrastrutture per quanto riguarda la 143, sia lato PagoPA sia lato Appio. Per quanto riguarda PagoPA, sapete che noi siamo disponibili a integrare i servizi che eventualmente aveste pubblicato sulla domanda PagoPA. Le modalità per richiedere la pubblicazione di nuovi servizi le conoscete bene. In ogni caso, insomma, se ci contattate, noi vi metteremo a disposizione tutti gli strumenti per poter per pubblicare quelli che sono i servizi che sono richiesti dal bando 143 PagoPA, mentre per l'143 Appio siamo ancora in attesa da parte di PagoPA e del Dipartimento chiarimenti su quelle che sono le ultime linee guida che sono uscite successivamente al bando Appio e che hanno causato una certa confusione per capire esattamente che cosa si richiede per l'asseverazione. Siamo in attesa di una risposta del Dipartimento. Immagino che nelle prossime settimane arriverà questa risposta e quindi capiremo come comportarci. In ogni caso, anche qui, se ci fate una richiesta, noi naturalmente vi aiutiamo anche a utilizzare le piattaforme abilitanti regionali per il bando Appio. Così come per il bando 144 SPID CIE, sapete che praticamente, insomma, un numero molto importante di comuni del Veneto sono già integrati con SPID e CIE perché utilizzano già dei prodotti regionali, e quindi utilizzando o MyPay o MyPortal comunque si è integrati con SPID, che tra l'altro abbiamo anche finanziato con il Fondo di Innovazione, ma in questo caso anche quelli che hanno preso dei finanziamenti con SPID nel Fondo di Innovazione non incorrono nel problema del doppio finanziamento, perché noi abbiamo in qualche modo l'opzione SPID o CIE, e quindi noi vi abbiamo già pubblicato presso l'ente che gestisce la CIE, quindi l'Istituto Poligrafico dello Stato. Abbiamo già comunicato l'elenco dei comuni che utilizzano CIE, quindi non avete dei problemi nemmeno, perlomeno i comuni che utilizzano le piattaforme abilitanti regionali o quelli che le vorranno utilizzare non incorrono in problemi su SPID e CIE, perché appunto o il finanziamento o lo SPID è stato finanziato con il Fondo di Innovazione o la CIE verrà finanziata col PNRR. In più sapete che con la collaborazione con ANCI Veneto abbiamo messo a disposizione di tutti i comuni del Veneto un corso di formazione di 25 ore
che è l'ulteriore requisito che viene chiesto da questo bando. Quindi sia dal punto di vista degli strumenti tecnologici che dal punto di vista dei requisiti chiesti da questo bando, il corso in buona sostanza, Regione Veneto è in grado di mettere a disposizione le infrastrutture necessarie. Ecco, io concludo qui, vi ho rubato un paio di minuti in più, spero di essere stato chiaro e esaustivo, comunque ci sarà spazio successivamente per domande e risposte. Grazie a tutti, grazie Maristella. Grazie Antonino. Quindi adesso, se non ci sono domande, lascio la parola a Mauro Barattin, referente provinciale dei responsabili per la transizione digitale. Buongiorno a tutti, salve, sono Mauro Barattin, sono il responsabile dei servizi informatici del Comune di Belluno. Io volevo un po' riprendere dal punto di vista logico il concetto che è stato portato avanti da Antonino Mola, dal quale sicuramente avrete capito che la Regione ha fatto e sta facendo tanto, ma c'è qualcosa che potrebbe un po' andare storto, insomma, come si dice. Faccio un po' un'introduzione un po' fuori dagli schemi e vorrei un po' descrivermi quella che è stata la mia esperienza in 14 anni che sono qua in Comune di Belluno. La prima parte sicuramente sarà a pieno favore della Regione, no? La seconda parte invece vorrei fare qualche critica, o meglio, diciamo, qualche suggerimento costruttivo, e questo anche per dare un po' uno stimolo alla discussione che faremo alla fine. Torno indietro un po', voglio anche ringraziare anch'io la Regione Veneto, ANCI Veneto e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e soprattutto i tanti che ci seguono soprattutto da casa. Quindi andiamo avanti. Quando io sono arrivato nella pubblica amministrazione, l'informatica era decisamente diversa da come noi la vediamo oggi, ok? Quindi io vorrei ripercorrerla veramente velocemente e capire come la Regione Veneto si inserisce all'interno di questo mio percorso di 14 anni, no? E in questo percorso io vorrei anche focalizzare alcune parole chiave, insomma, che poi stanno un po' a significare i cambiamenti che ci sono stati all'interno della PA. Una di queste parole chiave è la complessità dietro le quinte. È vero che ogni tanto noi diciamo che ci sono sempre servizi sempre più facili, però dobbiamo essere ben consci del fatto che dietro a questa facilità si nasconde una complessità crescente. Diciamo che io faccio sempre l'esempio del protocollo, no? Il protocollo informatico. Quando sono arrivato al protocollo, il protocollo significava prendere un foglietto, inserire l'anno protocollare, fare uno smistamento e al più fare una fotocopia. Quindi era una cosa talmente banale che sembrava che chiunque potesse andare al protocollo, e infatti tipicamente mi risulta che tante volte andassero quelli un po' meno avvezzi con l'informatica e con il protocollo. Oggi il protocollo, lo saprete benissimo, è tutt'altra cosa. Oggi, oltre a conoscere effettivamente tutto quello che è la parte di comunicazione dell'ente, lavorare al protocollo significa anche conoscere le interazioni con tutto il mondo esterno, con come si chiama, l'indice delle pubbliche amministrazioni, adesso ci integreremo anche con l'INAD, bisogna sapere cos'è la PEC, come funziona la PEC, bisogna sapere quali sono i formati digitali, insomma ci sono una serie di conoscenze che una volta chi lavorava al protocollo non aveva e oggi deve avere, insomma, ecco. E in modo simile al protocollo si può dire che tutte le procedure, insomma, per quello che io ho visto, sono negli anni diventati sempre più complesse. Un'altra parola chiave che vorrei un po' mettere in evidenza è la questione dell'integrazione applicativa. Identico percorso, quando io sono arrivato, sembrava che fosse possibile per l'amministrazione scegliere l'anagrafe di un fornitore X, la finanziaria di un fornitore Y, gli atti di un altro fornitore, eccetera, eccetera.
La cosa ovviamente si era capito subito che non poteva andare avanti e infatti diciamo che quello che si è visto subito è stata la necessità per tutte le procedure di comunicare le une con le altre. Ad esempio, che ne so, gli atti deve comunicare con la procedura della finanziaria per prendere gli impegni di spesa, per fare le liquidazioni, eccetera, eccetera. I tributi devono leggere dell'anagrafe per capire quanto devono pagare i singoli, eccetera, eccetera. Dopodiché le risorse umane. Beh, le risorse umane è stato un vero dramma per quello che è stato il mio percorso qui nella pubblica amministrazione. A 14 anni di distanza da quando io sono arrivato, il servizio che io dirigo tuttora è un servizio che ha 1/3 delle persone meno. E questo, credetemi, a fronte di un lavoro che nel corso di 14 anni è triplicato, secondo me. Ok, perché è triplicato? Perché ormai tutto funziona con l'informatica, tutto è sempre più complesso, tante volte noi informatici paghiamo lo scotto anche dei servizi che non sono avvezzi all'informatica e che ancora non si sono adeguati a questa trasformazione. E per ultimo, l'altra parola è le risorse economiche. Beh, io da quando sono arrivato in comune, insomma, i soldi ho dovuto sempre recuperarli in maniera molto difficile, insomma, non è mai stato facile avere dei soldi per realizzare dei progetti. Ecco, quindi voi mi chiederete, bene, e la Regione cosa c'entra in tutto questo processo e queste parole chiave che io ho portato alla vostra attenzione? Beh, la Regione Veneto, sappiamo bene, il focus è sempre stato quello di ottimizzare le risorse, mettere a fattor comune gli sforzi in modo tale che se una cosa viene fatta da qualcuno deve essere portata a beneficio di tutti. Ok? E quindi la stessa cosa va fatta anche per quanto riguarda l'esperienza, ok, degli enti del territorio che va messa a fattor comune in modo tale che tutti ne possono beneficiare. Quindi la Regione Veneto ha sempre portato avanti un'azione assolutamente pregevole da questo punto di vista, ecco. Diciamo, ripercorro un po' tutti i progetti regionali che io ho visto nel corso di questi anni. Beh, innanzitutto MyPortal era una realtà che esisteva già quando sono arrivato e che ha avuto vari step di miglioramento e di evoluzione, insomma, ecco. E quindi MyPortal, mi ricordo bene, insomma, era nato soprattutto per aiutare i piccoli comuni, quelli che non avevano addirittura una struttura informatica, per mettere online il proprio sito internet e anche per uniformare quella che era l'interfaccia utente, no? Un po' erano stati i precursori di quello che è successo adesso con i bandi del PNRR, nel senso che tutti i siti della pubblica amministrazione sostanzialmente sono diventati tutti uguali. La Regione Veneto questa cosa qua l'aveva già 15-20 anni fa, insomma, ecco. Teniamo conto però che effettivamente MyPortal nasceva innanzitutto come diciamo, poco più di un CMS, insomma, 15 anni fa si gestivano prevalentemente contenuti poco strutturati e questo genere qua, insomma. Altri progetti regionali che io ho visto venire avanti nel tempo è l'albo pretorio online. A un certo momento, proprio 14 anni fa, siamo partiti con l'albo pretorio. Poi è arrivato PagoPA e MyPay, quindi la Regione Veneto si è fatta subito portatrice degli interessi dei comuni della regione per dare la possibilità di essere intermediati verso il sistema PagoPA. E quindi anche in questo caso anche noi del Comune di Belluno abbiamo subito aderito con favore, insomma, a questa iniziativa. È arrivata la trasparenza, bene, altro giro, la Regione Veneto ha messo a disposizione la trasparenza, insomma, si è fatta subito attiva, insomma, dove c'era il buco da coprire, ok? Andiamo avanti per l'identità digitale, SPID e CIE, ne parlava prima Antonino Mola, sostanzialmente, e anche in questo caso la Regione Veneto ha messo a disposizione un gateway per l'identità digitale. Poi è arrivato il bando Agire per la cittadinanza digitale, per cui abbiamo fatto progetti, ma di questo ve ne parlerà poi l'amico Balzan, e dove abbiamo portato avanti sostanzialmente molti progetti per quanto riguarda il cloud e i servizi online.
Ma allora, quello che voi mi chiederete, ma allora è andato tutto così bene? Cioè, questa regione è stata la panacea di tutti i mali? Diciamo che la mia risposta è un nì. Nel senso che, vabbè, nel corso degli anni ci sono stati qualche problemino, diciamo che i problemini in ambito informatico sono anche normali che ci siano sostanzialmente, ok? E quindi va messo in conto. Ma il problema grosso è arrivato secondo me, con il PNRR. Il PNRR ha messo tanti soldi, ma veramente tanti soldi come nessun comune, immagino, ne aveva mai visti tutti insieme, insomma, e li ha messi nelle tasche dei comuni, anche dei comuni piccolini. Quindi anche in questo caso la macchina regionale si è mossa subito, nel senso che è stata attivata tutta una serie di attività a supporto dei comuni per l'adesione ai bandi, questo assieme ovviamente ad ANCI Veneto, ok, questa è una struttura di supporto non indifferente. Qual è stato il problema però? Il problema è stato che le aziende che operano sul mercato sono state ancora molto più veloci e furbe in questo processo, ok? E sostanzialmente quello che si è verificato, questo lo dico un po' con cognizione di causa, nel senso che ho sentito vari comuni, ma anche qua chiederò poi l'appoggio di Giorgio che ne sente molti più di me, insomma, sono stati, passatemi il termine, cooptati di queste aziende, insomma, che gli hanno presentato dei progetti all in one, già pronti, gli hanno detto addirittura cosa dovevano andare a inserire nelle candidature del PNRR. Perché la regione non è stata così veloce? Beh, perché la regione non è un'azienda e quindi è normale che la regione risponda a logiche diverse rispetto alle aziende. Però io mi metto anche dal punto di vista nei panni dei comuni. Quando dico comuni intendo comuni veramente molto piccoli. Voglio fare un esempio, il comune di Belluno mi risulta essere uno dei pochissimi comuni della provincia di Belluno che ha comunque una struttura tecnica per quanto riguarda l'informatica, insomma. Quindi sì, noi del comune di Belluno facciamo fatica a star dietro a tutte queste evoluzioni. Mi chiedo come farà il comunello piccolino. E quindi capisco, diciamo, il perché quando i comuni si sono visti, insomma, dei progetti, tra virgolette, chiamiamoli pronti all'uso, abbiano accettato di buon grado, insomma, anche senza magari valutare se c'erano possibilità migliori. La domanda che mi faccio e che un po' anche vi faccio era se si poteva fare meglio. Qual è il rischio? Il rischio è quello che un po' annunciava prima Antonino Mole, insomma, che i progetti regionali che erano utilizzati dalla stragrande maggioranza dei comuni veneto, e in questo caso la provincia di Belluno era proprio, che io sappia, una roccaforte, insomma, per l'utilizzo dei sistemi regionali, venga molto ridimensionata proprio perché c'è il rischio che i comuni vadano a utilizzare sistemi che gli sono stati proposti dalle aziende sostanzialmente, ecco. Quindi io mi chiedo perché è andata così. Beh, la prima risposta che io mi sono dato è che in questo caso ci sono state delle tempistiche che sono state molto cruciali, insomma. Il PNRR è stato veramente un qualcosa di, se volete, rapidissimo, insomma, l'uscita dei bandi, il dover rispondere immediatamente, cercare di capire come funzionava una macchina del PNRR che è tutt'altro che facile, insomma, anche dal punto di vista amministrativo, oltre ovviamente che tecnico, insomma, ecco. E in questo caso, e qui un po' me ne voglia un po' la regione, forse è mancata un po' una controparte, una controproposta appetibile, insomma, dalla parte della regione Veneto, insomma, ok, o quantomeno abbastanza appetibile da mettere in discussione le offerte delle aziende, insomma, ecco. Qui io voglio riferirmi in particolare non tanto sul sistema PagoPA, per cui comunque dopo ho delle domande da fare anch'io, ma quanto sulla parte di servizi online, nel senso che
I servizi online, a mio avviso, sono un qualcosa che sarà fondamentale per quello per la pubblica amministrazione del futuro. Insomma, ne parliamo tanto, si dice che non vengono ancora tanto utilizzati, che non ci siano, i tempi non siano ancora molto maturi, ma prima o poi diventeranno maturi, insomma, i tempi per i servizi online. Quindi noi abbiamo visto, insomma, come Comune di Belluno, abbiamo fatto un'indagine esplorativa per capire cosa offre la Regione Veneto e cosa offrono le aziende sul territorio, insomma, ecco. E abbiamo visto, insomma, che sul territorio ci sono delle soluzioni molto, ma molto più tecnicamente, diciamo, avanzate, insomma, cioè frutto di uno studio sui servizi online di molti anni, insomma, ecco. Comunque è normale, insomma, le aziende, sappiamo, proteggono il loro business, insomma, ecco, quindi le aziende poi, c'è anche da dire, sono state messe a loro prova dal PNRR, insomma, gli ha combussolato completamente tutti i piani, ha cambiato tutte le loro programmazioni, hanno dovuto abbandonare dei progetti per farne altre, eccetera, eccetera. Poi le aziende, ovviamente, come fanno a proteggere il loro business, diciamo, puntano molto sulla parte di integrazione, che era una di quelle parole chiave che vi avevo accennato all'inizio, insomma, ecco. Quindi l'integrazione vuole che, perché per essere sicuri che un sistema giri, insomma, molto bene, bisogna che gli applicativi afferenti siano tutti la stessa azienda, perché sarà la stessa azienda che si occupa poi di integrarli uno con l'altro. Sono loro, ci mancherebbe il contrario, insomma, ecco. E quindi sostanzialmente nell'onere dell'integrazione le aziende tengono i comuni, insomma, in una specie di morsa. Torno poi sulla questione della complessità, altra questione che avevo portato avanti, questa complessità che è aumentata tantissimo nel corso degli anni, ecco. Io mi chiedo, ma quali sono i comuni che sono veramente in grado di gestire questa complessità a 360 gradi? Secondo me pochissimi, anche noi facciamo fatica o dico qualche volta non ci riusciamo, insomma, ecco. E quindi a maggior ragione non ci riusciranno verosimilmente i comuni più piccoli del comune di Belluno, insomma. Quindi i comuni hanno poche persone e quindi alla fine è normale che i comuni siano costretti a delegare e quindi a sentire la prima voce che gli si propone, insomma, e che gli propone di fare dei progetti già pronti sostanzialmente. Quindi sostanzialmente questo è stato, secondo me, quello che è stato l'insieme di fattori che da verificare, insomma, ma potrebbe mettere un po' a repentaglio quello che è stato 20 anni o forse più, adesso io di lavoro della Regione Veneto, insomma, in questo senso. Quindi abbiamo tentato per anni, e non ultimo anche con il bando all'innovazione digitali, a mettere ad esempio tutti i comuni sullo stesso cloud. Bene, adesso arriva il PNRR che sponsorizza le soluzioni software as a service, e quindi in un attimo tutto questo è andato perso, insomma, nel senso che secondo me alla fine, Giorgio, tutto quello che è stato fatto col bando di innovazione per il cloud, buona parte verrà buttata al vento, insomma, grazie al PNRR, insomma, ecco. Mi rendo conto evidentemente che è facile parlare ex post, tutta questa cosa qua è successa molto velocemente, siamo stati tutti presi da questa questione del PNRR, insomma, ecco. Però volevo un po' anche innescare un po' una discussione con voi, con i presenti e anche quelli da casa, per capire cosa pensano loro, insomma, e cosa succederà, insomma, con le piattaforme regionali, insomma. Ci siamo trovati anche recentemente alla consulta per l'innovazione, c'è stato un primo incontro un mesetto fa, in cui così bonariamente si proponeva che se vogliamo utilizzare tutti i sistemi del Veneto, bisogna un po', tra virgolette, imporli. L'assessore Cazzavara non era d'accordo, o comunque non... penso sia una cosa anche non particolarmente facile da mettere in atto, però effettivamente, e qui mi fermo, insomma, quello che sta succedendo è che la Regione Veneto ha lavorato tanto per arrivare a un determinato risultato che adesso rischia di essere veramente compromesso, insomma, ecco.
Grazie Mauro per l'intervento e per i suggerimenti. Volevo chiedere ad Antonino se voleva intervenire o proseguiamo con Giorgio Balzà. Mi sembra che Antonino sia un attimo impegnato. Proseguiamo con Giorgio Balzà, referente del SAD della provincia di Belluno. Sì, buongiorno a tutti, saluto anche i colleghi a provincia e tutti e Mauro che fanno parte del SAD, perché giusto per capire il SAD è il soggetto aggregatore digitale composto dalla provincia di Belluno che è capofila, il consorzio BIM Piave che fin dal 2005 era CST riconosciuto dalla regione ed ha sempre portato avanti tutti i servizi digitali diciamo nell'ambito territoriale della provincia, a cui si unisce ovviamente il comune capoluogo di Belluno. Riparto un po' da quello che ha detto Mauro, ma solo per dire, voi immaginate che nel progetto SAD, la misura 221, abbiamo migrato 140 server che sono là, da sotto la scrivania del comune o da salette che avevano, eccetera, li abbiamo portati tutti in modalità IaaS certificata presso Data Center certificato. E come diceva Mauro, abbiamo speso un po' di soldini, come diceva Mauro, con il PNRR un mese dopo, cioè, anzi in corso del progetto il PNRR dice: caro comune, se vuoi prendere i soldi della misura 2.1 in questo caso, 1.2 in questo caso, pardon, devi per forza migliorare la qualità e la sicurezza di quel servizio che hai oggi. Dopo molte FAC, finalmente il passaggio da IaaS certificato a SaaS è stato, diciamo, riconosciuto come modalità. Allora io dico, manca a monte, e lo dico non come critica ma come considerazione, una pianificazione generale su questi fondi, perché non si può mettere in capo ai comuni che sono alla canna del gas anche il fatto di doversi organizzare e pianificare in virtù di quelli che possono essere i potenziali finanziamenti. Questo è il primo aspetto, ma è un aspetto che vale per la 1.2 che abbiamo detto adesso, vale per la 1.4.1 che è quella relativa ai siti, e vale anche per tutto quello che riguarda sostanzialmente tutto l'aspetto di pago PA, eccetera, SPID e quant'altro. Ma io farei un passo indietro. Il SAD, ben volentieri, e il consorzio BIM da sempre, si è messo a disposizione ai comuni perché, come diceva Mauro, ma noi lo ribadiamo di più perché lo abbiamo tutti i giorni, oggi i comuni sono in assoluta carenza di risorse umane, ma non perché non ci sono i soldi in qualche caso, perché non ci sono figure tecniche in grado di seguire questa innovazione digitale, o perché i comuni, nel caso nostro, tolto Belluno che ha un po' di struttura informatica e un pelino Feltre, passatemi la parola, il resto non hanno più addetti che si occupano di questo settore. Peraltro l'informatica, il digitale, che sicuramente è fondamentale e importante, ma spesso non è al primo posto rispetto ad altri progetti straordinari che ci sono finanziati al PNRR. Penso a scuole, penso a ospedali, penso a viabilità, penso a sicurezza dei ponti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi immaginate voi i comuni piccoli. Il sindaco di Danta guida anche il pulmino, ci ha chiesto a noi come SAD se gentilmente gli seguiamo la procedura delle domande perché non ha nessuno in grado di farle, ma come Danta vi assicuro si arriva a Ponte nelle Alpi, a Sedico, che sono comuni già con circa 10.000 abitanti. Allora la logica è, oggi il comune non ha più queste risorse umane, anzi molti abbandonano i comuni anche per complessità delle procedure. È questo che bisogna porsi il problema. Le persone vanno via dai comuni che di solito erano punti di riferimento dove si allocavano tutti, perché non hanno più voglia di seguire la complessità di queste iter. Immaginate voi le rendicontazioni del Fondo Innovazione che oggi i comuni non hanno ancora le risposte dal 2020. Qui c'è anche l'ANCI, lo dico, ma non per fare critiche, perché il comune di Cesio Maggiore di Santa Giustina deve sapere se può fare l'azione o è il doppio finanziamento effettivamente. Per il SAD, il vero problema del SAD poi, sì, è stato raggiunto degli obiettivi tecnici, ma c'è una rendicontazione spaventosa di documentazione. Allora bene ha fatto almeno il Dipartimento, e qui gli va dato atto, che ha semplificato le procedure di accesso alla domanda e ha tolto la rendicontazione
situazione sostituendola effettivamente con un collaudo tecnico del prodotto, qualunque essa sia la misura, e questo è l'obiettivo, perché il risultato è l'obiettivo, non è l'adempimento burocratico delle carte. Purtroppo oggi si ragiona ancora così. Detto questo, i comuni che non hanno risorse umane, che non hanno tempo a dedicare a questa situazione, che hanno altre priorità, hanno bisogno di avere processi che siano veramente semplificati e non complessi. Immaginate voi, solo per fare la domanda del PNRR, ok? Bisogna entrare dentro, avere la firma digitale, quella del sindaco, andare dentro, logarsi, fare la domanda, scegliere tutti i servizi. Dopo, entro 5 giorni, devi scegliere il CUP. Nei comuni, in qualche caso, c'è solo il tecnico che prende il CUP, perché lo fa per i lavori pubblici. Quindi il tecnico dice non è competenza mia perché è un'altra cosa. Una volta scelto il CUP, bisognava ovviamente predisporre le gare e il SAD si è messo a disposizione attraverso la partecipata della provincia del consorzio, che è la SIT, per supportare una trentina di comuni per fare tutti gli adempimenti, perché poi ci sono le garette, ci sono gli affidamenti in MEPA, le procedure. Oggi c'è dentro nel bando il DHSA, ci sono dentro tutta una serie di fattori complessi, l'imprenditoria femminile, compagnia bella, che vanno rispettati, ma che non basta un webinar, perdonatemi con tutta la buona volontà, non basta un webinar certamente per mettere nelle condizioni una addetta in segreteria del comune di San Gregorio che ha 600 anime, che deve fare l'anagrafe, deve fare questo, deve fare quest'altro, deve fare quest'altro. Quindi per collegarmi un po' alla difficoltà anche per andare con i prodotti regionali, non è pensabile che il comune si debba avere, primo, presentare una domanda all'ANCI e va bene. 2, l'ANCI scrive a sua volta alla regione e dice che forse c'è il comune di Cesio Maggiore che aderisce, dico dei comuni a caso, ok? 3, però noi l'altro giorno abbiamo fatto un incontro con la regione nella quale ci dicono sì, ma adesso abbiamo cambiato strategia. I comuni devono dare incarico direttamente a delle società esterne. Ci ha mandato un elenco delle società esterne che bene o male hanno partecipato agli incontri a regione. Ma voi immaginatevi, secondo voi, un comune che ha l'applicativo Pippo e che quindi conosce Pippo da 100 anni o da un bel periodo perché ci lavora, gli viene detto adesso invece di prendere il sito Pippo che è integrato ai prodotti, ok, oppure andare nel data center Pippo, devi prendere Pluto, di cui non conoscono chi sono, non sanno chi sono, non sanno come sono, devono rapportarsi, devono fare una gara, non hanno i prezzi, non hanno nessun riferimento. È chiaro che di fronte a questo, come diceva e ha anticipato Mauro, il comune, io non vado a prendermi tutte queste responsabilità, adempimenti da fare. Ecco, il nostro ruolo del SAD e di SIT è stato quello di affiancare i comuni concretamente nella predisposizione dalla domanda al CUP a tutti gli adempimenti con le procedure standard della determina, perché ci vuole una determina, della richiesta di finanziamento per la misura in concetto, di una scheda tecnica che grazie anche al rapporto con il SAD di Treviso abbiamo fatto un po' insieme per semplificare queste procedure. Con il contratto, se c'era il contratto, con quello che era la determina di affidamento e quant'altro, abbiamo messo a disposizione tutta questa documentazione, abbiamo preventivamente incontrato tutte le aziende per cercare di monitorare i prezzi, perché questo era il vero tema, perché, come diceva lui, la ditta Pippo, non faccio nomi proprio per evitare, va a parlare con il referente del comune di Cesio Maggiore, il quale gli dice 10.000 euro, sì va bene, tanto io ne ho 12, va bene. Ma la realtà non è questa, perché il valore di un sito che è uguale per tutti, giusto? Ha un suo livello, non può essere per una ditta 12 e per una ditta 6. Potrà essere 7.500, dico un numero a caso, per tutte le ditte. Ecco perché il supporto e cercare di condividere tra virgolette dei valori standard dei costi ha fatto sì che comunque i comuni si trovassero ad avere anche delle economie per garantire poi quelli che sono i canoni successivi, che fra l'altro Antonino tu dicevi non li avremo, ma in realtà i comuni ce li avranno anche dopo con le ditte, perché noi così ci hanno detto e abbiamo interpellato delle ditte ai quali sarà affidato il MyPorta regionale sviluppato da queste ditte esterne. Ecco, questa è la sintesi ed è la realtà oggi del territorio.
che forse, io dico, pochi conoscono, ma la provincia sa benissimo le difficoltà, i comuni sanno benissimo le difficoltà in cui operano e hanno bisogno di semplificazioni, cioè hanno bisogno, c'è il prodotto, lo potete prendere, è già completo, per prenderlo dovete fare così. Questo è, secondo noi, quello che è l'obiettivo. Chiudo perché Mauro è andato un po' lungo, ma io non voglio sforare. Il rapporto col Dipartimento è stato comunque un rapporto importante, nel senso che ha invertito i fattori, cioè ha posto a risultato l'obiettivo, quindi il collaudo tecnico, e ha messo delle persone tecniche, perché questo è importante, cosa che tu sai, Antonino, qualche volta, ogni tanto anche parlare come ai Portal, dove il consorzio ha messo sempre delle risorse per aggiornare, eccetera, bisognava aprire un ticket, fare una domanda, aspettare che si riunisse questo. È chiaro che i comuni non hanno questi tempi. Il rapporto con il Dipartimento invece consente di avere un dubbio, chiederlo immediatamente, in tempi rapidi avere una risposta, avere certezza che alla fine il comune non deve rendicontare una spesa, ma deve fare le procedure di norma, questo è un dato di fatto, che sono complesse, e deve assicurare il risultato del collaudo di qualsiasi servizio. Secondo me, e chiudo, come diceva Mauro, condivido pienamente, i tempi sono stati lunghi. Le domande fatte per il PNR sono ancora del 2022. I decreti sono del 1° gennaio. La Regione doveva, secondo me, già a gennaio avere il prototipo MyPortal Test, doveva avere già un costo prestabilito pur nei confronti di ditte terze, per l'amor di Dio. Oggi i comuni che fanno scelte autonome, ricordo perché hanno loro la facoltà di scegliere e scelgono loro autonomamente, non vogliono prendersi responsabilità più di quelle che già hanno complessivamente. Ecco. Questo secondo me è la criticità di questo percorso, dando atto che poi la Regione sul digitale ha sempre dato, per l'amor di Dio, un ampio e importante supporto, ma forse bisogna che si confronti di più col territorio per conoscere realmente la situazione che oggi c'è in tutti i comuni. Grazie. Grazie a Giorgio Balzan. Direi, non lo so, Antonino, lasciamo alla fine interventi. Volevi dire 2 parole adesso? Ma come volete, o adesso o dopo, decidiamolo assieme. Allora finiamo il giro, insomma, ok. Sì, Viene grazie. di Marco Malandrino del Dipartimento e successivamente Stefano Venturino. Grazie, spero mi sentiate. Sì. Perfetto, vedete anche ho iniziato a condividere. Perfetto. Innanzitutto ringrazio chi mi ha preceduto negli interventi, ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare con tutti voi in questo periodo, quindi insomma posso comprendere bene quelle che sono le osservazioni sul tema e a favore anche di quelli che ci stanno vedendo, insomma capisco che ci sarà e c'è necessità di un confronto continuo, anche perché i soggetti che partecipano a questi progetti sono tanti, sono pubblici, sono privati, ci sono i fornitori, c'è il Dipartimento. E cerchiamo con il massimo impegno da parte di tutti di portare avanti un processo che chiaramente ha nelle sue intenzioni ovviamente degli obiettivi estremamente importanti, ha nella sua attuazione dei tempi e delle regole che per quanto sono stati in qualche maniera semplificati o meglio sono stati puntati all'obiettivo, come diceva giustamente il collega Giorgio prima, piuttosto che all'esecuzione, diciamo, pratica, però comprendono e necessitano comunque anche di forma, perché poi stiamo parlando di finanziamenti europei e quindi è necessario avere dei punti di attenzione importanti. Oggi io non vi parlerò di cose che sicuramente già sapete, quindi della presentazione dei vari bandi e di tutto ciò che è lo stato, diciamo, di presentazione di quelli che sono gli obiettivi. Cercheremo di fare, proprio per brevità, per concedere a tutti il massimo
della possibilità anche di esprimere eventuali domande, eventuali chiarimenti, anche perché gli elementi tracciati dagli interventi precedenti sono sostanziali da questo punto di vista, ma darvi delle evidenze, cioè dei punti di attenzione, considerando il qui ed ora, cioè dove siamo, dove vogliamo arrivare e in questo momento a cosa dobbiamo stare maggiormente. Sapete che come dipartimento, quindi io come account manager che si occupa della provincia di Belluno, il mio collega Stefano che parlerà dopo di me, che lui si occupa della parte più di implementazione tecnica, sempre afferente a questi comuni, siamo perennemente a vostra disposizione per fornirvi tutto il supporto tecnico, amministrativo ed operativo per la corretta esecuzione. Bene, questo giusto per darvi un attimo un overview su quella che è attualmente lo stato di candidatura all'interno della provincia, perché è giusto guardare come si sta muovendo, essendo questo un intervento di tipo territoriale, quindi rivolto alla provincia di Belluno, come si sta questa muovendo all'interno della esecuzione dei progetti, e quindi vedete riportati per ogni misura quelle che sono le candidature della provincia di Belluno in relazione alle candidature della regione Veneto e quindi un po' al comparto nord-est. Come vedete la provincia di Belluno si è mossa bene, possiamo dire, su quasi tutte le misure. Sulle misure dove abbiamo visto, diciamo, una minore adesione, inutile guardare i numeri dove sono alti, dove vedete delle percentuali ben sopra il 75%, vi verranno agli occhi sicuramente l'adesione alle misure 1.4 AP o 1.4 PA. Qui diciamo che c'è stata un'adesione migliore, ma perché la regione si è mossa meglio prima, nel senso tanti servizi, specialmente sulla parte dei pagamenti, erano già presenti, sono già presenti attraverso i servizi erogati dalla regione. Sappiamo però, e questa è una cosa molto importante su cui mi preme mettere una nota, prima di passare alle slide successive, che la misura 143 Pago PA è attualmente attiva. C'è un'altra finestra attiva fino al 4 di settembre, è l'opportunità anche per riguardare un po' i propri strumenti di pagamento, per capire che come diciamo viene data questa opportunità anche su nuove tassonomie, anche se uno si è già candidato, si può candidare su servizi diversi. Questo è un aspetto molto importante che vale la pena, e nei prossime settimane magari faremo anche un po' di campagna di sensibilizzazione all'interno dei comuni, far capire che c'è ancora l'opportunità di muoversi, perché vi ricordo che tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione devono essere fatti attraverso il sistema di pagamenti del Pago PA. Come vi dicevo prima, ci sono degli aspetti, non entriamo nella definizione complessiva di tutti quelli che sono gli avvisi, ma andiamo a guardare ora in questo momento quello che vi serve sapere e quali devono essere i vostri punti d'attenzione. Per cui queste slide sono proprio dei richiami precisi a quello che in questo momento i comuni stanno facendo e quello in cui in questo momento i comuni devono stare. Per esempio, una volta fatta tutta la fase di candidatura, già ormai consolidata, eseguita, avete ricevuto i decreti, avete inserito i CUP, siamo in quella fase in cui iniziano a fioccare le prime scadenze, anzi, già attivate, iniziano ad esserci tante scadenze per quanto riguarda gli affidamenti. Una cosa in cui dovete stare attenti e prestare attenzione è che per tutti questi bandi è possibile anche avvalersi di soggetti affidamenti in-house, e quindi in-house può essere strumenti della regione, come abbiamo detto, oppure in altre realtà, e quindi è importante tener conto che nel momento in cui verranno inseriti determinati contratti, questa modalità è una modalità ammessa. Un altro aspetto, come vedete qui la freccia d'attenzione sulla parte Regis, è già stato detto in precedenza dai colleghi, la semplificazione introdotta all'interno degli avvisi per quanto riguarda la digitalizzazione della pubblica amministrazione prevede un forte interscambio di informazioni con la piattaforma PA Digitale 2026. E questa, oltre a darvi un utile strumento per tenere sotto controllo l'evoluzione di tutti i programmi e di tutti quelli che sono i progetti che voi dovete fare in relazione alle fasi del cronoprogramma, vi in qualche modo solleva dalla necessità di dare e fornire informazioni al sistema Regis.
Questa è un'importante semplificazione, per cui tutto ciò che viene fatto nelle nostre misure del Dipartimento si interfaccia direttamente col sistema Regis tramite la piattaforma PA 2026. Non deve essere fatto nulla sul Regis. Nel caso invece di fornitori esterni, dobbiamo ovviamente far caso e prestare attenzione a tutto ciò che la norma prevede, quindi codice degli appalti, normativa applicabile per la selezione dell'ente, tutto ciò che sono i principi di rotazione, tutto quello che riguarda la norma per l'affidamento non riguarda il Dipartimento, ma riguarda il normale agire. Viceversa, per noi è importante che vengano rispettate scadenze, che vengano indicati chiaramente i fornitori, che venga nominato un soggetto realizzatore, oppure, come abbiamo detto prima, ci sia l'evidenza di una fornitura in-house, oppure addirittura che l'ente stesso sia soggetto realizzatore. Questa è una fattispecie importante perché prevede di fatto la possibilità di realizzare in economia certi servizi, certe integrazioni. In questo caso qui dovremo ovviamente dimostrare tramite ordine di servizio che è documento richiesto, oppure laddove non fossimo in presenza di un ordine di servizio, perché magari nella pratica dei piccoli comuni non è una cosa tanto frequente, è importante fornire tutti quegli elementi contrattuali che permettono di dimostrare l'effettiva realizzazione in economia del progetto. Questo è importante perché, come abbiamo detto, tutte le fasi di controllo, solo quelle che riguardano il raggiungimento dell'obiettivo, cioè le fasi di controllo, diciamo, tecniche, poi saranno automatiche o saranno fatte per tramite di un asseveratore, cioè una figura che vi segue, ma soprattutto tutti i controlli che vengono fatti prima dell'erogazione del contributo, cioè quelli eseguiti per quanto riguarda la parte documentale inserita o eventuali integrazioni che vengono richieste direttamente dalla nostra unità di missione centrale. Come abbiamo detto, ogni qualvolta vi viene richiesto o può essere richiesto un addendum contrattuale, una determina di ricognizione o qualsiasi atto che serve a comprovare che l'iter abbia seguito effettivamente quelle che sono le regole dell'avviso, voi vi dovete ricordare che ogni elemento che viene inserito tramite piattaforme che viene fornito alla nostra unità di missione deve riportare degli elementi fissi, che non devono mai mancare all'interno di tutto quello che è il vostro fascicolo di comunicazione con la nostra unità di missione o con l'asseveratore. In questo caso è sempre importante fare riferimento al CUP, che ci deve essere sempre, a richiamare il decreto di finanziamento, che tipo di misura avviso l'oggetto si riferisce, quindi qual è l'oggetto del progetto, le date, fondamentale, perché voi sapete che per ogni data d'avvio di realizzazione sono ammessi interventi anche a decorrere dal 1° febbraio 2020 e quindi in precedenti rispetto all'uscita degli avvisi, e quindi che avevano ovviamente meno regole rispetto a quelle che ci sono su un avviso o su una nuova candidatura, dobbiamo riportare tutta una serie di elementi e questi possono essere richiesti sia come, ho detto, determina ricognitiva, sia come atti integrativi al certificato di regolare esecuzione. Su questa parte qui io faccio un excursus veloce, ma siete sempre seguiti da figure, da me o dai miei colleghi o anche dai nostri team che vi guidano passo passo ogni volta c'è una richiesta da parte di UDM, ogni volta che c'è una richiesta da parte dell'asseveratore nelle varie fasi. Quindi lo scambio con noi e noi con i vostri intermediari, nel caso ha parlato prima Giorgio, sono intermediari fondamentali sul territorio perché riescono anche per noi a darci un unico punto di contatto che poi guarda una serie di comuni importanti e quindi c'è possibilità anche di regolarsi e mettersi in una sorta di cluster per agire in modo condiviso. Quando è possibile integrare la documentazione? In questo momento è possibile integrare sempre, cioè il nostro scopo non è quello di bocciarvi i progetti, il nostro scopo è quello di portarvi a obiettivo, di spendere i soldi, di spenderli bene e di garantire che nel prossimo futuro
si mantenga l'obiettivo da raggiungere. Questo si fa in due modi. A parte cercando ovviamente di permettere la massima apertura e il massimo, come si dice, la massima disponibilità nei vostri confronti. Ovviamente nel rispetto totale di tutte quelle che sono le linee guida, gli avvisi e quanto previsto all'interno dei programmi di esecuzione, ma ovviamente è fondamentale avere uno scambio continuo di informazioni. In questo momento è possibile allegare documentazione integrativa anche nel momento in cui il cronoprogramma è scaduto. Questo è molto importante, si può fare attraverso la piattaforma. Come ho detto, ci possono essere delle realtà, come ad esempio l'esempio dello Smart Civic, che prima veniva acquisito e che adesso, in base alla circolare ANAC, per ciò che riguarda gli avvisi del PNRR, deve essere obbligatoriamente sostituito o, nel caso di nuova realizzazione, preso direttamente tramite la procedura del ciclo ordinario, quindi SIMOG. È importante ovviamente che tutta la documentazione sia sempre corretta, sia in fase di asseverazione che in fase di controllo formale successivo. Già detto anche questo in mattinata, i servizi devono essere attivi e mantenuti per almeno 5 anni. Quindi è importante che in questa fase si faccia sì riferimento a quello che è l'impegno che uno si assume candidandosi e ricevendo il decreto di finanziamento, ma bisogna tenere sempre d'occhio quella che è la sostenibilità dei progetti, perché comunque per almeno 5 anni siete chiamati a dover mantenere i livelli. È ovvio che avete l'opportunità di integrare anche con successivi ampliamenti, magari utilizzando anche le eccedenze o i residui che diciamo, rimangono dopo aver fatto gli investimenti, però bisogna sempre tenere d'occhio quella che è la sostenibilità. Quello che prima Antonino giustamente diceva, i canoni che certi servizi inevitabilmente genereranno. E quindi anche in fase di selezione dell'offerta, della soluzione, bisogna capire che queste soluzioni devono comunque in qualche modo essere poi sostenute nel tempo. Per almeno 5 anni non vuol dire che dopo 5 anni uno torna indietro e torna alla carta, anzi deve essere in grado di sostenerli perché ha dato dei servizi per cui ormai non ha più senso tornare indietro. Questo perché ci viene detto sia da un punto di vista, come si dice, di buona realizzazione del progetto, ma soprattutto perché il CAD ce lo impone. In questo caso un altro esempio per cui, ma anche questo è stato fatto sull'avviso 144, mi raccomando, è sempre importante capire che all'interno del completamento dell'attività in questi giorni siamo davanti a diversi comuni che hanno completato l'attività e che sono passati in fase di richiesta erogazione. È successo che venga richiesta integrazione per capire, uno, se è stato fatto un piano formativo e a integrazione di quella che era la realizzazione attraverso il protocollo SAM2. Quindi, laddove io non abbia integrato attraverso il nuovo protocollo IDC, mi viene richiesto un corso di formazione per, l'ha già detto anche il collega prima, sia Regione, sia ANCI, sia ovviamente il mondo esterno al mercato vi offre tutte le soluzioni per poter avere e arrivare in completamento in maniera corretta e completa. Anche in questo caso bisogna stare attenti, Antonino l'ha detto prima, tutto ciò che riguarda la misura 144, SPID e CIE dipende da chi certifica l'effettiva integrazione. Nel caso SPID i registri AGID, nel caso CIE l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. Solo loro sanno e danno e certificano il fatto che il comune è integrato e quando. In base anche alla sua integrazione, ogni comune è chiamato a ovviamente dimostrare il suo processo di integrazione. Laddove abbia utilizzato o avesse utilizzato il fondo innovazione per quanto riguarda SPID e magari ancora non era presente in piattaforma una funzionalità che rilevava automaticamente questa fattispecie, deve stare attento perché regola di tutti gli avvisi è non utilizzare altri fondi, altri finanziamenti
regionali, comunitari, statali per l'attivazione delle misure. Viceversa, dove è stata attivata la misura SPID, è stato sfruttato il finanziamento, è stato integrato con altre risorse la misura CIE, è possibile procedere. Noi comunque vediamo e seguiamo i vari comuni in tutte queste fasi di controllo. Ovviamente però ci vuole che il processo sia un processo che rispetti le regole dettate. Per quanto riguarda, come ho detto prima, violazione degli obblighi di transizione digitale, questa è un po' la slide che da un punto di vista normativo risponde a tanti perché dobbiamo fare questo, perché dobbiamo fare quello, perché ce lo impone il CAD in un'ottica di transizione digitale nazionale, quindi di piano di migrazione al cloud per tutto ciò che è il ciclo del cloud first, di digitalizzazione dei processi e dei servizi per quanto riguarda il nostro codice dell'amministrazione digitale. Quindi tutti gli enti sono chiamati a percorrere questo cammino di transizione digitale, non è una cosa facoltativa. In questo momento lo possiamo fare anche grazie agli interventi e ai finanziamenti, quindi abbiamo oltre all'obbligo anche una misura di sostegno. È chiaro che queste due componenti non soddisfano tutti i requisiti necessari, ma ce ne sono almeno altri due. Da una parte uno sforzo in cui l'ente è chiamato a compiere, che è quello della riorganizzazione, quindi dover fare un cambiamento organizzativo, ripensare i servizi. E da un'altra parte uno scarto anche di tipo culturale, perché pensare un servizio in ottica digitale non è semplicemente fare le stesse cose che si facevano nel mondo analogico attraverso un'infrastruttura tecnologica, ma è proprio cercare di capire come il front office dei servizi verso il cittadino produce effetti e benefici anche sulla gestione dei processi interni alla pubblica amministrazione. E per fare questo ci vuole una crescita sia organizzativa sia culturale. Io ho finito qui per quanto riguarda, diciamo, questo breve excursus di punti di attenzione. Lascio la parola a Stefano che chiaramente seguirà, segue più la parte, diciamo, di principali evidenze tecniche e poi rimango ovviamente a disposizione per qualsiasi vostra informazione o necessità. Prego, Stefano. Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Mi sentite? Ok. Allora, io sarò molto veloce perché siamo già in ritardo con il cronoprogramma della seduta. Allora, fondamentalmente, quello che vorrei darvi evidenza è che... Spengo un attimo il mio microfono, perché c'è... Va meglio? Ok. Allora, vorrei parlare un po' dell'asseverazione tecnica, molto velocemente. L'asseverazione tecnica è solo il primo passo dell'asseverazione nel suo complesso. Dal momento che finita l'asseverazione tecnica, bisogna comunque che l'ente faccia richiesta per il finanziamento. Il consiglio che noi diamo è che non appena l'ente crede di aver messo a terra la soluzione, chieda di essere asseverato. Perché diciamo questo? Perché procedendo in tal senso, qualora anche l'asseverazione non vada bene, finché non riceverete un esito negativo, ma un esito parziale, e così facendo tenete fermo il cronoprogramma. Vedrete poi nelle prossime slide che per le misure per le quali ci sono ancora dei dubbi, sono stati emessi dei decreti, sono usciti recentemente dei decreti che allungano il cronoprogramma in maniera sostanziale. Quindi, mutuando anche l'attività che noi facciamo di asseveratore su altre aree geografiche, non appena voi siete pronti, anche se non siete certi al 100% di ogni dettaglio, chiedete di essere asseverati. In questo momento frizzate con il programma e si riesce a avere una scorta quando ci sia qualcosa da implementare. Allora, per quel che riguarda l'141, adesso faccio una piccola carrellata sulle misure veramente veloce perché siamo in ritardo. Sull'141 sapete tutti ormai che c'è un'app che usiamo anche noi per vedere se il sito, per la parte del cittadino informato, soddisfa i criteri.
Questo riguarda solo la parte cittadino informato, non la parte cittadino attivo, per la quale siamo ancora in fase di definizione dei manuali. Comunque questa cosa qua passatela a tutti i fornitori qualora questa informazione non sia condivisa. Ecco, sull'143, per la parte pago PA, come hanno detto anche i colleghi precedenti, da un punto di vista tecnico, l'asseverazione è positiva quando risulta un transato per ogni voce tassonomica candidata, se è dentro le date insomma, della finestra, e non risultano esserci un doppio finanziamento. Quindi da un punto di vista tecnico sono solo questi gli elementi attenzionati, non ci sono altre dinamiche. Mentre per la parte di pago PA, per la parte di appio, c'è stato il decreto, è stato emesso il decreto 92/2023 che consente una proroga di 120 giorni, perché nel tardo inverno, inizio primavera, è uscita una linea guida sui manuali di appio che ha destato un po' di confusione su cosa doveva essere un servizio e cosa non doveva essere, e insomma questa proroga serve per aiutare, diciamo, i comuni a non rimanere fregati. Mi è partita la condivisione? No. Mi è uscita la condivisione. Un attimo solo. Beh, vado a braccio, tanto, perché sono col wifi. Perché che riguarda invece l'145, che è la piattaforma notifica digitale, anche qui è emerso un ulteriore decreto che allunga di circa 3 mesi la parte per la contrattualizzazione del fornitore e di 2 mesi invece la parte di completamento dell'attività. Anche qui, come sapete, bisogna implementare due atti, uno dei quali è la violazione del codice della strada. Sull'131, per la quale al momento della slide non era prevista, ma anche qui sta per essere emesso un decreto di proroga, appunto perché i tempi erano estremamente stretti, al momento le API che si possono mettere a terra devono essere quelli che prevedono lo stacco di un token. Da fine 2023, in teoria, anche l'uso del token diventerà opzionale. Niente, quindi tornando a... Ecco, quello che diceva anche Marco prima, quando viene realizzato un progetto, questo è obbligatorio che rimanga in piedi per 5 anni, perché oltre alle verifiche fatte dall'asseveratore durante l'asseverazione tecnica e poi dall'UDM durante l'asseverazione amministrativa, ci possono essere dei controlli a campione che vadano a vedere ulteriori dettagli che non sono stati esaminati durante l'asseverazione. Ecco, l'ultima cosa per chiudere, nella fase, diciamo, superata l'asseverazione tecnica, quando si richiederà il finanziamento a UDM, dovrà essere anche consegnato un certificato di regolare esecuzione che troverete sempre in piattaforma. E io direi di finire qua perché siamo già in ritardo di 6 minuti, se ci sono domande, che penso di sì dopo l'intervento dei miei colleghi precedenti. Ok. Grazie Stefano e grazie anche al collega Marco Malandrino. Ok, quindi direi di iniziare velocemente col dibattito. Domande sulla call, insomma, non ce ne sono, non sono state poste dai colleghi che sono collegati da remoto. Quindi darei, non so, la parola ad Antonino, se vuole un po'. Sì, grazie Maristella. Ok. Grazie Maristella. Allora, intanto veramente grazie a tutti del contributo che è stato dato. Parto dalla suggestione che ci ha dato Marco, poi ripresa anche da Stefano, no? L'articolo 118 del CAD. E io credo che sia sottovalutato un rischio. Lo dico soprattutto ai colleghi Mauro e Giorgio. Il rischio è che la trasformazione digitale, la transizione digitale è un obbligo per tutte le amministrazioni ed è un obbligo che sta sopra alla PNRR o i finanziamenti regionali. E il CAD mette, io dico, a fianco di questo percorso di trasformazione tutta una serie di elementi che non dobbiamo dimenticarci di far presenti ai colleghi con i quali noi interagiamo nel nostro lavoro. Allora, uno di questi, ad esempio, è il riuso.
attenzione che ci sono delle piattaforme abilitanti che la Regione del Veneto mette a disposizione gratuitamente. Il CAD impone il riuso e nel caso in cui non ci sia questa volontà, propone e impone una valutazione tecnico-amministrativa dei motivi per i quali, ad esempio, invece di prendere MyPortal, MyDio, MyPay, a maggior ragione se ce l'hai già, prendi qualcos'altro. Quindi prima Stefano ci ricordava, attenzione, non è che abbiamo concluso una volta che abbiamo fatto l'asseverazione o abbiamo richiesto il finanziamento, perché potrebbero esserci anche dei controlli a campione. E quando si fanno questi controlli, poi naturalmente devono essere rispettate tutte le norme. Ma bisogna tener conto anche di un altro elemento sul quale noi potremmo essere chiamati, i nostri comuni potrebbero essere chiamati, che sono i temi legati anche a quelli che potrebbero essere controlli che derivano dalla Corte dei Conti, che sono tipici. Perché uno deve dimostrare anche l'economicità e delle soluzioni che ha adottato e rispetto ai costi, no? Prima si citavano i costi. Allora, intanto io ricordo che Regione Veneto, in collaborazione con ACI Veneto, ha proposto sin dall'inizio del PNRR, credo che ci siamo mossi come Regione Veneto nei primissimi mesi del PNRR, abbiamo proposto dei costi standard e l'abbiamo fatto elencando piattaforma per piattaforma quelle che erano le, diciamo così, le attività tipiche necessarie all'adeguamento. Quindi non dico che ci siamo mossi per primi in Veneto, però sicuramente in maniera tempestiva, mettendo a disposizione, lo ricordava anche Mauro prima, un pool di persone che si sono messe a fianco agli enti del nostro territorio e stanno continuando ormai da veramente molti mesi a sollecitare gli enti, a fare incontri, webinar, circa 1 o 2 alla settimana. Quindi che la Regione Veneto non abbia fatto degli sforzi tempestivi e importanti, passatemi questo termine, certo ciascuno giudicherà poi quanto importanti e che cosa vuol dire importanti, però noi abbiamo uno sportello PNRR aperto tutti i giorni. Quindi tutti i comuni che avessero bisogno possono chiamare questo sportello, ci sono persone, abbiamo un pool di specialisti, di tecnici messi a disposizione dei comuni. Certo, Mauro lo diceva prima, si poteva far meglio, certo che si può far meglio e naturalmente si sono mosse meglio, diceva Mauro, le aziende ICT, certo che si sono mosse meglio. Stiamo parlando di un mercato rispetto invece insomma a un'amministrazione pubblica che, ricordo, se il PNRR è intervenuto, come diceva Giorgio, no? Nel corso di alcune strategie già messe in atto dalla Regione, no? Quindi senza, diceva Giorgio, una pianificazione. Mi corre l'obbligo di dire invece che la pianificazione Regione Veneto l'ha fatta e non ha lasciato solo i comuni del proprio territorio. Abbiamo costituito le autorità urbane, abbiamo costituito i SAD, non abbiamo preso i finanziamenti. Mauro ricordava prima che il nostro
assessore era contrario a imporre per legge, no, però Mauro ti ricordi, Cazzavara ha detto per noi è facile, facciamo una legge e diciamo che MyPortal domani mattina è obbligatorio per tutti. Ma non è questo lo spirito della nostra regione, giusto o sbagliato che sia, naturalmente sono scelte politiche, chi siamo noi per giudicarle, però lo spirito della regione Veneto è sempre stato quello di integrare il territorio nelle politiche di trasformazione digitale e abbiamo fatto tanti sforzi e continueremo a farli perché la prossima programmazione continuerà a investire nelle piattaforme abilitanti regionali e badate che passata la bolla del PNRR non è che ci sarà un altro PNR fra 3-4 anni. Rimarremo noi come regione e voi come territorio, con le carenze di risorse che ricordava prima Mauro, no? Lui diceva, ma io quando sono venuto qui, caspita, non c'era, si faceva fatica a fare qualsiasi cosa, adesso viviamo la bolla del PNRR, ma tra un po' ritorneremo nella vecchia situazione e quindi naturalmente ne assisteremo veramente di tutte. Noi stimiamo che dal 30 al 50% degli enti non riuscirà a raggiungere i risultati del PNRR per vari motivi. Speriamo di essere veramente di sbagliare le nostre stime. Ma tra doppi finanziamenti, aziende che qualcuno ci dice ma passiamo da MyPay al privato, da MyPortal al privato perché non ci fidiamo delle aziende ICT. Ma attenzione che le aziende ICT hanno problemi almeno quanto i nostri, a rispettare le scadenze, perché non è che in un mercato dimensionato per uno, a un certo punto metti 120 milioni di euro e improvvisamente questo mercato cambia. Quindi ci sono veramente tanti rischi. Noi possiamo mitigarli questi rischi. Sulla 141, no, prima si parlava di lungaggini, no, al di là dei sportelli, eccetera, eccetera, che abbiamo messo a disposizione. Ma se un comune che ha MyPortal ci dice che vuole continuare a utilizzare MyPortal sulla misura 141 e, perdona Giorgio, almeno dircelo ce lo deve, cioè perché non è che lo posso fare io d'ufficio. Devo chiedergli, tu continuerai o no con la 1 con MyPortal? Se non mi dice niente, non è che io posso fare. In più, i costi che deve sostenere questo comune, non ci sono costi per la Regione del Veneto. Poniamo un piccolo comune che ha già un contratto con la propria in-house e prima Marco e Stefano ci dicevano che i contratti con l'in-house sono assolutamente legittimi. Se un comune volesse passare su MyPortal 3.1 ad esempio e conferisse l'incarico alla propria in-house e poi regolando questo incarico come meglio crede. Per noi non ci sono problemi. Noi mettiamo a disposizione, poi soprattutto per i piccoli comuni, il passaggio sarà una cosa semplicissima. Io adesso non so chi vi ha proposto dei canoni di manutenzione su MyPortal, ma certo non può mettervi dei canoni di manutenzione su un prodotto della Regione Veneto erogato dalla Regione Veneto. Poi bisogna capire anche che cosa scrivono queste aziende, perché io credo che soprattutto le aziende che hanno un in-house come il Bellunese sono assolutamente capaci di capire che cosa viene offerto dall'azienda A o dall'azienda B. Sicuramente per MyPortal non ci sono canoni di manutenzione, o perlomeno
non ci sono canoni per le cose che fa la regione. Se poi il fornitore propone al comune una serie di altre attività e per quelle cose si fa pagare, questa è un'altra partita, però non c'entra niente con il rischio che vi dicevo prima. Oggi MyPorta, MyPay, MyD costano 0. Non hanno manutenzione. La regione pensa anche alla migrazione e a pubblicare il tutto. Quindi, certo, ci sono soluzioni migliori della nostra? No, prima Mauro diceva, abbiamo visto che nei servizi ci sono soluzioni migliori di quelle della Regione Veneto, più complete. Certo, ci mancherebbe. E devono continuare ad esserci. Però il tema è diverso. Il comune, non vi dico il nome perché magari non è... 141 servizi hanno comprato. Hanno fatto un'analisi nell'ultimo anno, ne sono stati utilizzati 5 e tipo 50 utenti. Quindi bisogna capire anche non solo quanti servizi ci sono, ma se sono i servizi che servono e se la gente utilizza. E poi, quanto è il costo di quel servizio di 141? E se noi mettessimo assieme tutti quei costi che sono disposti a pagare i comuni per 141 servizi, li mettessimo tutti a vantaggio di un'unica piattaforma regionale. Avete idea di quanti soldi avremo per fare qualcosa di veramente efficace? E non tagliando fuori il mercato, perché il mercato deve stare al nostro fianco. Deve aiutarci, ma a fare trasformazione digitale, non a metterci a disposizione 141 servizi che non utilizza nessuno, perché l'altra grave questione che prima citava Marco, qui non è questione di avere una bella tecnologia, qui avere a disposizione un'organizzazione che riesce a erogare servizi, perché io posso averli anche 141 servizi a disposizione per cittadino. Ma se poi chiamo qualcuno, come è successo a Belluno per il Pass Blu, il comune non sa neanche che è stata finanziata, che è stato finanziato quel comune per erogare quel servizio. Ma non per colpa del comune, perché se noi viviamo questi bandi per riuscire a raggiungere il risultato che è previsto da quel bando, no? E avere i soldi, e poi il giorno dopo nessuno si interessa di erogare quel servizio, non è che abbiamo fatto un buon servizio al nostro paese. Abbiamo preso 120 milioni di euro, li abbiamo trasformati in tecnologia che nessuno utilizza e non abbiamo spostato di un millimetro la possibilità del nostro cittadino di avere dei servizi realmente efficaci, perché questo è il tema. Poi naturalmente le critiche ci stanno tutti, no? Prima si diceva che i tempi, no? Il Dipartimento risponde velocemente, diceva Giorgio, invece la Regione ci mette più tempo. Al di là del fatto che, ripeto, per il PNRR noi abbiamo uno sportello, l'abbiamo attivo, eccetera, eccetera. Ma una cosa è mettere a disposizione un sistema di supporto per la presentazione di un bando, un'altra cosa è erogare un servizio. Noi abbiamo 600 comuni su MyPay, 270 su MyPorta, 700 su MyD. Riusciamo a essere così tempestivi e senza problemi? No. Possiamo migliorare? Sì. E come si può fare? Se ci mettiamo tutti insieme, secondo noi. I prossimi finanziamenti vedranno una serie di comuni, anche del vostro territorio, che se fanno scelte diverse, non saranno finanziati. Il SUS, che prevede MyCity 2, MyData 2, Agile 2, fanno delle scelte diverse. Certo che sono autonomi, Giorgio,
però sono consapevoli oltre che autonomi. E questo è un dato importante. Perché questi comuni, purtroppo, nonostante tutti i nostri sforzi, quelli dei SAD, quelli delle autorità urbane, quelli della Regione Veneto, che in questi anni, no, il buon Mauro ricordava prima che è 15 anni che noi abbiamo fatto le linee guida per i siti web della Regione del Veneto. E quante ne abbiamo passate? Voi che Giorgio più che Mauro, insomma, fin dagli albori di questa... È un percorso facile? No. Ci continuiamo a provare? Sì, ci continueremo. La Regione Veneto ha importanti investimenti nei prossimi 3 anni, solo di fondi del PR e FESA. Ci saranno 25 milioni di euro per i comuni, ma per chi utilizza le piattaforme abilitanti regionali e non per chi fa altre scelte, naturalmente. È una politica legittima o no della Regione del Veneto, quella di voler puntare a creare un'infrastruttura che disaccoppi le complessità dei sistemi informativi verso obiettivi di semplificazione verso il cittadino e, badate bene, di facilitazione verso gli operatori, perché MyD, MyPortal, MyPay significa creare uno strato che si monti sopra i sistemi delle aziende e non li sostituisca, per garantire quell'interoperabilità che è ragionevole che sia un obiettivo che ci diamo, per provare a calmierare un po' i costi delle aziende ICT del nostro territorio attraverso un sistema interoperabile che dica a tutti quanti: sentite signori, noi i soldi vediamo, ma per raggiungere gli obiettivi che decide la pubblica amministrazione, e non sistemi che poi non si parlano, perché allora io non ti faccio l'integrazione, perché se ti faccio l'integrazione rischio di aprire il mio mondo a qualcun altro. Le dobbiamo combattere queste tattiche che sono di breve respiro. Non è vero che non si possono fare le integrazioni, Mauro. È difficile? Sì. È complicato? Sì. Però la scelta non è, allora siccome è facile, è difficile, è complicato, allora non le facciamo. Con MyCity 2 abbiamo integrato la maggior parte dei protocolli dei nostri fornitori, loro malgrado, mi verrebbe da dire. Dobbiamo solo metterci d'accordo se questa direzione che la Regione del Veneto sta sviluppando, mettendoci risorse sia economiche sia di competenze, è un percorso che sia ragionevole. Convinceremo tutti? Non credo. Però la storia di questi anni e l'impegno che la Regione Veneto ci ha messo in questi anni dimostra almeno una cosa che si può fare. Poi naturalmente staremo a vedere, e io ancora per poco, perché fra 3 anni vado in pensione, Giorgio, quindi sono in discesa. Vedremo comunque nei prossimi anni come andrà. Scusate se sono stato un po' prolisso. Non so se c'è qualcun altro che aveva qualche domanda, qualche considerazione. Mauro. Approfitto della presenza del Dipartimento per capire sulla misura 145 se sono uscite o quando usciranno le linee di asseverazione, e in particolare sulla questione dei pagamenti in modo sincrono. Allora, il decreto di proroga va proprio in tal senso, perché siamo in attesa anche noi come asseveratori di avere un manuale serrato su come muoversi, quindi al momento è l'indicazione wait and see, e aspettiamo di avere indicazioni più puntuali. Grazie. Scusami Mauro, l'145 è PND? Sì, sai la questione del Sì. Allora, Martella, dico io o vuoi dire tu sulla PND?
Poi faccio 2 parole io, poi se Sì. vuoi parlare. Sì, Allora, dunque, la questione dell'attualizzazione dei costi di notifica è uscita insomma in fase avanzata rispetto a quando insomma è uscito il bando sulla PND. PagoPA ha pubblicato un documento verso fine maggio che descrive le diverse modalità, le possibilità di integrare, attualizzare i costi di notifica. Se noi tralasciamo la modalità che prevede una gestione manuale, le altre possibilità sono 2. Sono l'attualizzazione dei costi notifica in maniera asincrona oppure in maniera asincrona. La campagna che hanno fatto molte aziende ICT sul territorio che stanno integrando gli enti con la piattaforma notifiche punta esclusivamente sulla attualizzazione in maniera asincrona. Non considerando quella asincrona. Noi partendo insomma dal documento pubblicato da PagoPA abbiamo cominciato un'analisi e stiamo approfondendo anche con vari incontri con i tecnici di PagoPA, con i responsabili sia della piattaforma notifiche sia delle altre infrastrutture messe a disposizione da PagoPA. Stiamo facendo un'analisi e stiamo vagliando tutte le possibilità. L'integrazione asincrona sembra molto più lungimirante rispetto a quella sincrona e anche molto più efficiente. Quindi siamo appunto in fase di analisi e a breve insomma dovremmo arrivare a delle decisioni sulla strada definitiva da percorrere. Sempre appunto in collaborazione con i tecnici di PagoPA. Praticamente l'integrazione, mentre l'integrazione sincrona prevede che ci sia al momento del pagamento da parte del cittadino un passaggio prima verso l'intermediario, quindi verso Regione con MyPay, poi verso l'ente che va a interrogare la piattaforma notifiche, che restituisce l'importo dei costi notifica, che vengono restituiti a MyPay e poi quindi al cittadino, tutto questo giro da fare in tempi brevissimi. Quella asincrona prevede che l'autorizzazione dei costi di notifica venga fatta direttamente da PagoPA. Siccome PagoPA gestisce sia la piattaforma notifiche sia il nodo dei pagamenti, a nostro avviso questa sarebbe la situazione, la configurazione più efficiente. E quindi stiamo lavorando, stiamo veramente puntando su questo e stiamo lavorando sulla fattibilità del sistema. Quindi non so se voleva aggiungere qualcos'altro, Antonino. Sì, volevo solo condividere con i colleghi, con Mauro in particolare, no? Anche qui scontiamo naturalmente 2 interessi contrapposti, no? L'interesse di un'azienda a proporre e a vendere la sua soluzione e l'interesse della pubblica amministrazione di investire delle risorse nella maniera più efficiente possibile. Ora, per la PND, dove entro fine anno con molta probabilità avremo anche la nostra soluzione e quindi proporremo gratuitamente anche l'interfaccia verso la PND per le notifiche a valore legale, se non altro perché ci tocca farla ugualmente come ente regionale del Veneto, e a quel punto, no, nella nostra logica, siccome la dobbiamo fare come ente regionale del Veneto,
la facciamo nelle solite modalità multiente, così dell'investimento della Regione Veneto non se ne avvantaggia solo il nostro ente, ma tutta l'amministrazione. Quindi entro fine anno probabilmente avremo anche questa soluzione senza costi per le pubbliche amministrazioni. Naturalmente ci sono state, come diceva prima Marco, questi 3 mesi che sono state prorogate, ma noi probabilmente chiederemo una proroga ancora più lunga per consentire alle regioni, non solo Veneto, di adeguarsi anche a questa nuova piattaforma che ancora una volta, e qui insomma ribadiamo un concetto che abbiamo già espresso più volte, questi bandi escono senza una preventiva collaborazione con le regioni e quindi poi noi ci troviamo in difficoltà a doverci integrare su tempi e prospettive sulle quali noi non siamo stati coinvolti. Però rimane il tema degli interessi delle aziende che naturalmente piegano le loro soluzioni al loro interesse, ma giustamente anche. Faccio meno fatica io e glielo faccio fare alla Regione Veneto. Se la Regione Veneto non lo fa, allora sai cos'è? Chiedo all'ente di spostarsi da MyPay e gli do io una soluzione. Ma non è, come dire, frutto di improvvisa generosità. E fanno pagare anche quell'altra cosa lì, ma non perché non vi siano alternative, ma perché quella è l'alternativa che loro hanno ritenuto più conveniente per le loro giuste, ripeto, perché naturalmente loro hanno interesse a guadagnare dal mercato e fanno il loro lavoro. Sta a noi capire che cosa conviene alla pubblica amministrazione. E quindi, siccome nella PND ci sono almeno 2 alternative, quella che interessa alle aziende, ma ce n'è una diversa che è quella che ci raccontava prima Maristella, che guarda caso è quella più allineata con quelle che sono le prospettive. Pago PA fa l'attualizzazione, lei conosce i costi di notifica perché li gestisce lei, non si capisce perché dovremmo darli alle aziende ICT che poi li danno a Regione Veneto, che poi li restituisce a Regione Veneto a Pago PA sulla PND. Tanto vale che li abbia direttamente senza questo giro un po' contorto, che naturalmente nell'ambito di un'azienda ICT che cosa vuol dire? Vuol dire metto su un'infrastruttura che faccia questo mestiere e la faccio anche pagare ai miei clienti. Ci sta, non è che dico che sono brutti e cattivi. Fanno il loro mestiere. Però ecco, sulla PND ancora una volta sta a noi capire qual è la convenienza per la pubblica amministrazione. Regione Veneto ha una sua idea, la propone, poi può essere condivisibile o meno, mi rendo conto che la nostra potrebbe essere una delle N ipotesi e quindi noi siamo qui per aiutare qualsiasi ente che volesse fare un percorso non in solitaria, ma inserito in un movimento di sistema che non si conclude col PNRR, ma proseguirà nei prossimi anni. Grazie Antonino. Prego. Ok, siamo in quasi perfetto orario. L'assessore ci saluta, che deve scappare. Grazie. Non so se c'era qualcun altro, qualche altra domanda. Altrimenti insomma possiamo anche chiudere. Vi ricordo che l'incontro è stato registrato,
sarà pubblicato sulla Maya Extranet, come sono già stati pubblicati anche altri. Ringrazio tutti per la partecipazione, per il dialogo insomma costruttivo, e ciascuno per il contributo che ha portato, e quindi vi auguro insomma una buona giornata e arrivederci alla prossima volta. Grazie. Ciao a tutti, a presto.